Berlusconi lo appoggia Monti o no? Ma per il momento lo appoggia. Ah, quindi non è detto che appoggi Monti. Infatti io ho fatto questo discorso per dire che non è sicuro che Monti riesca a formare il nuovo governo per la mancanza al momento di una maggioranza affidabile. Non c'è, perché non ci sono i numeri. Se il PDL non va interamente nella nuova maggioranza, la maggioranza non c'è. Oggi la rimozione di Berlusconi dal governo non è la rimozione di un Presidente del Consiglio, è la rimozione di un enorme grumo di poteri, interessi, lobby, gente che per garantirgli la stabilità è stata autorizzata a fare tutto quello che le pareva, per cui oggi è difficilissimo rimuoverlo e infatti io sono d'accordo con Feltri sul fatto che Monti ha tutt'altro che la strada spianata, perché non penseremo mica che Berlusconi gli dà l'appoggio gratis per la sua bella faccia, per la sua bella fama internazionale, per la sua nobile figura di docente della Bocconi, gliela farà pagare carissima. La scorsa settimana il nostro voto su Facebook ha comportato un pronunciamento contro un governo, diciamo così, tecnico tra virgolette, ma abbiamo spiegato che adesso il governo Monti non è più un governo tecnico. Vogliamo richiedere a chi ci ascolta cosa pensano di un probabile governo Monti appoggiato quindi da PD, PDL e Terzo Polo, visto che la settimana scorsa ci avevano detto oltre il 70% che erano contrari. Perché hai così paura del governo tecnico? Ma il governo tecnico, diciamo che non è una cosa molto democratica, specialmente nel modo in cui viene affrontato in Italia e in Grecia, perché ricordiamo che sono caduti simultaneamente due governi, Italia e in Grecia, e in uno vogliono mettere un podestà forestiero che è Mario Monti, nell'altro Lucas Papademos. Che cos'è il podestà forestiero? È qualcuno che arriva quando un governo, la politica di un governo, si mette paura di fare le riforme perché queste riforme sono impopolari. Ma se una riforma è impopolare significa che al popolo non piace. Ora, a me hanno insegnato che in democrazia il popolo elegge i suoi rappresentanti per fare quello che desidera, perché il popolo è sovrano, e quindi è un controsenso. E tu invece racconti Mario Monti come un altro uomo, racconti la sua versione più nascosta e dici che lui in realtà rappresenta banche e interessi privati. International Advisor di Goldman Sachs, che è una delle più importanti banche d'affari mondiali. La partecipazione nel gruppo Bilderberg esplicitava il fatto che addirittura negli States c'era, virgolettato, un'eccessiva democrazia, che quindi bloccava i processi della Casa Bianca. Che nell'Europa dell'Est c'era troppa partecipazione democratica e quindi andava ridotta, altrimenti le burocrazie troppo farraginose si bloccavano, e diceva esplicitamente che le uniche democrazie che una volta funzionavano erano quelle dove c'era una larga fetta di popolazione che stava letteralmente in apnea, cioè non doveva avere parola né partecipare nei processi democratici. In questa commissione trilaterale, che connessione c'è fra la possibile nomina di Mario Monti e i mercati che si sono tutto ad un tratto calmati? Monti è un uomo di Goldman Sachs, basti pensare che su Milano Finanza, quindi non in un luogo proprio di complottisti e cospirazionisti, è uscita la notizia che dietro all'impennata di spread di questi giorni c'era proprio un lavorio di speculazione di Goldman Sachs, la stessa Goldman Sachs che poi se ne esce con un comunicato stampa ufficiale, un'agenzia in cui dice che le elezioni sono lo scenario peggiore per i mercati e che il governo tecnico è quello che serve per abbassare lo spread. Oltre 30.000 voti, il 75% ha detto che è favorevole al governo tecnico, quindi ha ribaltato il risultato della settimana scorsa, però Michele, abbiamo richiesto a Facebook, alla luce di Monti presentato come uomo della finanza e delle banche, in realtà adesso siamo quasi parità fra sì e no al governo tecnico. Ah, cioè la prima risposta è stata 75% sì, dopo che ha parlato lui... Parità. Ah, beh, interessante. Vedrai quando leggono la lista dei ministri. Chi ha delle responsabilità politiche, e le ha gran parte di questa classe dirigente, compresi i banchieri, compresi i finanzieri, eccetera, non può certamente venire a proporci la ricetta a problemi che ha contribuito a creare. Forse sarebbe meglio chiedere agli elettori se sono d'accordo. Un governo Monti sarebbe molto più credibile se uscisse dalle urne, non se ci accompagnasse alle urne. Adesso però la domanda è, siamo in campagna elettorale. A me ricorda tanto questa impresa, quella di quegli studenti somari, no? che vengono bocciati e poi
tentano di fare 2 anni in uno, ma se non hai fatto uno in uno, come fai a farne 2 in uno? Cioè, per quale motivo nel rush finale della legislatura tutti i partiti che non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare, a cominciare da quelli di maggioranza e a quelli di opposizione che certamente non hanno la convenienza di levare le castagne dal fuoco a chi non ha fatto le cose in questa prima fase di legislatura, dovrebbero fare tutto insieme quello che non sono riusciti a fare. Monti diciamo, si presenta benissimo, ha un prestigio internazionale anche per le ragioni che venivano riferite prima, cioè è un uomo dell'establishment finanziario internazionale, ma poi siamo sempre in democrazia, ogni legge che presenta il governo deve passare in Parlamento e il Parlamento è formato dalle stesse Carlucci. E poi è vero quello che leggiamo sui giornali, e cioè che questo fantomatico governo tecnico avrà come vicepresidente del Consiglio Gianni Letta, Giuliano Amato, che si è ritirato dalla politica nel 93, poi nel 99 ha fatto un altro governo e ha detto che era l'ultima volta, adesso se ne parla come ministro di qualcosa. Noi continuiamo ad affidare la risoluzione dei problemi a quelli che li hanno creati. Cioè Giuliano Amato è quello degli anni 80, del debito pubblico, poi è quello che nel 92 con un'idea geniale ci ha rapinato il 6 per 1000 sui conti in banca per risanare il debito che lui stesso aveva contribuito a creare. Allora, si è ribaltata la situazione precedente, quindi sul governo tecnico 61% di no. Anche chi è a favore del governo tecnico sembra molto rassegnato, perché per esempio Francesco Ameli dice: se dovessi ragionare con il cuore direi votazioni subito, ma per il bene dell'Italia dico governo tecnico. La paura fa 90, è meglio avere il governo tecnico. Secondo voi Monti, Mari, Monti, 3 Monti, 4 Mari, non lo so, io spero che alla fine qualcuno si renda conto che... Qual è la situazione reale? Io credo, mi dispiace sia andata via il Presidente Fini, ma parlano con la gente questi politici, parlano con noi. Sì, sanno, vedono le pizzerie piene, hanno detto, no? Vedono i locali pieni, sì. E che vengano a casa nostra a vedere se andiamo fuori a mangiare a cena o se dobbiamo rimanere a casa. Non ha mai fatto niente, solo prese per i fondelli. Sta studiando come licenziato, tutti. Questo è il nuovo piano che ha presentato il governo, dare libertà alle aziende di licenziare, così, licenziamenti facili. Levarci i diritti, ci vuole levare tutti i diritti. Come si fa? Si può vedere la rabbia, ma quello che prova una persona nel suo io diventa complicato trasmetterlo, ma la violenza, ripeto, non è soltanto quella di dar fuoco ai cassonetti, che è violenza, che sicuramente non è accettabile, ma credo che non sia neanche accettabile con la violenza che mi dicono che devi startene perché siamo in crisi e devi vivere in povertà. Credo che sia altrettanta violenza, anche questa.